Potrebbe arrivare già in serata il via libera alla cattura del lupo avvistato nelle ultime settimane nei territori del Piave. La svolta, dopo diversi mesi dal primo avvistamento, già in serata potrebbero arrivare le carte in regione a definire la procedura per la cattura. Un tempismo perfetto se si pensa che tra pochissimi giorni l'area golenale del Piave si riempirà di famiglie per la tradizionale grigliata di Ferragosto. Un avvistamento segnalato anche a Spresiano 2 settimane fa. Credo sia forse la decisione migliore, non tanto perché mi spaventi il lupo, quanto perché credo che, intanto si possa curare, come si deve, perché mi dicono non essere proprio in perfetta forma e soprattutto perché non si crei una psicosi. Animali selvatici cui pensare anche come disincentivo a lasciare abbandonati i rifiuti. Mi raccomando, portate a casa le immondizie, non lasciatele nemmeno raccolte in sacchi vicino dove si butta l'immondizia, perché altrimenti gli animali selvatici vanno lì, aprono i sacchetti e sparpagliano dappertutto. Resta vietato fare fuochi a terra come da regolamento, a maggior ragione vista la stagione molto secca. Tra le raccomandazioni più sentite resta per il primo cittadino di Spresiano quello di fare attenzione al Piave. Poi non dovreste andare a fare il bagno sul Piave, ma se ci andate, mi raccomando, bagnatevi magari fino alle caviglie, giusto per avere un po' di refrigerio, e se dovete andare, andate in qualche piscina pubblica, che lì ci sono i bagnini e se qualcuno si dovesse sentire male non rischia la vita. Tornando al lupo, l'appello è a non fare gli eroi, contattare in caso di avvistamento il numero verde del CRAS. Il lupo è stato visto nelle ultime settimane ancora nell'area golenale di Ponte di Piave. Se ci si dovesse imbattere, comunque non facciamo gli eroi, non facciamo neanche quelli che vanno a carezzare il lupo perché tanto è tranquillo, chiamiamo i numeri preposti e insomma, cerchiamo di preservare noi, ma anche lui.